Le immagini non hanno bisogno di alcun commento, se non la cronaca ancora una volta di una violenza inaudita. Le auto passano come se niente stia accadendo e lo vediamo in Viale della Vittoria, in pieno centro di Agrigento, a 2 passi dalla scuola media, mentre con calci e pugni viene colpito il cittadino straniero da anni residente ad Agrigento che sembra aver risposto all'aggressione. 2 contro 1 e lui ad avere la peggio, nonostante sia caduto a terra, ha continuato a ricevere pugni in testa. Adesso l'uomo è ricoverato nell'ospedale San Giovanni di Dio con una prognosi di 10 giorni. I 2 aggressori, allontanati da un passante intervenuto, salgono in auto e si allontanano. Delle indagini, dopo che l'immigrato è stato sentito dagli agenti del posto di polizia presente in ospedale, si sta occupando la squadra mobile della questura di Agrigento. Ancora da chiarire il movente del pestaggio, che forse potrebbe essere nato per un parcheggio conteso. Il video, girato con un telefonino, è diventato virale in pochi minuti. Il tema è di quelli delicati, che andrebbe trattato immediatamente, soprattutto dopo il nuovo omicidio a Balestrate e in virtù anche dell'uccisione di Lino Ceresia dopo una lite alla discoteca Noctere di Palermo. È la movida che in questo momento è una delle emergenze cittadine da affrontare. Eppure al Consiglio Comunale di Palermo si discute di altro e non si approva il nuovo regolamento per provare a frenare l'emorragia di violenza che regna nella vita notturna del capoluogo. Del Consiglio Comunale palermitano si discute di tutto, fuorché del regolamento della movida. E così comitati e associazioni si muovono, chi propone di fare una seduta di consiglio aperta a tutti i cittadini, chi invece raccoglie firme per velocizzare il processo di approvazione del regolamento. Abbiamo deciso di elaborare una lettera aperta dove, oltre a rappresentare le preoccupazioni di coloro che erano presenti alla riunione, abbiamo anche deciso di presentare delle proposte concrete relativamente a un miglioramento della convivenza tra esercenti e cittadini del centro storico. Giovani ubriachi, drogati e armati, spietati. Le risse che sfociano in tragedia. Cosa succede alla movida, o meglio ai giovani di oggi? Perché tanta violenza? Questa non si può definire mala movida, non si può attribuire alla movida, questa è vera e propria criminalità ed è criminalità purtroppo organizzata, perché sono vere e proprie bande che per futili motivi e per dimostrazioni di forza e di potere sul loro territorio agiscono con la violenza e di questa ne fanno l'unico strumento per fare valere la loro forza e il loro predominio sul territorio. Ancora vandalismo, ancora violenza a Palermo. Un ambulante bengalese abusivo ha colpito oltre 10 automobili posteggiate servendosi di una mazza proprio sotto alla sede della facoltà di scienze politiche. Tutto è accaduto quando l'uomo, dopo una lite per il posto della propria bancarella con alcuni studenti che avevano posteggiato nello spazio da lui solitamente utilizzato, è tornato armato. Il primo diverbio è stato sedato da alcuni agenti. Dopo che quest'ultimi si sono allontanati, l'uomo è tornato e con la spranga ha colpito i parabrezza di tutte le automobili parcheggiate in via Amico, e queste sono le immagini delle auto vandalizzate. Chi vive e lavora nella zona racconta che l'uomo non è nuovo ad episodi di escandescenza. I parcheggi della zona infatti vengono utilizzati come postazioni dagli ambulanti e quando questi vengono occupati dalle automobili ne nascono spesso liti. Al di là dei motivi che hanno portato al gesto, la bancarella con cui l'uomo di origini bengalesi esercitava la propria attività economica era in completa violazione dell'ordinanza emanata lo scorso agosto dal comune di Palermo per contrastare i fenomeni di violazione del decoro urbano. Una riforma che fa fare un enorme passo indietro alla Sicilia in materia di edilizia, ambiente e legalità. Oltre il condono di fatto alle case abusive realizzate entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dal mare, i deputati della maggioranza della quarta commissione hanno anche previsto norme di deregulation edilizia in contrasto con gli obiettivi di limitazione del consumo del suolo e con le sentenze della Corte Costituzionale. Sono durissimi gli ambientalisti nel loro intervento sulla riforma urbanistica già criticata ieri dalle opposizioni all'Ars. La norma non è ancora legge, ma ha avuto il via libera dalla Commissione e dunque può intraprendere il percorso d'Aula per diventare legge della regione siciliana. Nella nostra regione si registrano sempre più abusi edilizi e soprattutto è difficile abbattere le case abusive. Non abbiamo quindi bisogno di sanatorie, condoni e deregulation, ma di legalità.
Facciamo appello al Presidente e ai deputati dell'Assemblea regionale perché rigettino questa vergognosa proposta di legge e si impegnino a preservare il nostro territorio dalle aggressioni del cemento illegale. La riforma, secondo Legambiente, rischia di incidere negativamente sul consumo di suolo in una regione che mostra oltre il 60% delle coste fortemente urbanizzate e che negli ultimi 35 anni, a forza di annunci improbabili sanatorie, ha visto cancellato dal cemento, legale o illegale, un ulteriore 10% del tratto di costa. Anche una bara bianca con la salma di una bambina di appena 2 anni, Mariam Camara, è tra le 4 approdate all'alba al porto di Porto Empedocle provenienti da Lampedusa con il traghetto di linea Paolo-Veronese. Gli altri 3 migranti sono 2 uomini e una donna, tutti morti tra novembre e dicembre scorsi durante le traversate della Speranza nel Mar Mediterraneo al largo di Lampedusa. La bimba sarà sepolta al cimitero di Favara. Vi garantisco che non è più sopportabile il dolore che si prova ogni volta a cogliere queste piccole bare, ma come grandi, attenzione, sono sempre delle tragedie umane e come comunità veramente iniziamo ad essere stanchi nel senso negativo della cosa, stanchi per non accettare più questa situazione. Una giovane donna e un uomo non identificato saranno sepolti al cimitero di Palma di Montechiaro, sempre nell'Agrigentino. La salma di un migrante musulmano invece sarà tumulata nel cimitero di Messina su richiesta dei familiari. Non lo auguro a nessuno questo risveglio di vedere 3 morti e una bara di una bambina, che purtroppo è la sofferenza tutti riescono a soffrire quando vedono una bambina morta, come vediamo ogni giorno in televisione a Striscia di Gaza che muoiono i bambini. Se l'immigrazione irregolare verrà sconfitta e quella regolare invece prenderà piede al suo posto, queste tragedie non succederanno più. Alla camera mortuaria del cimitero di Lampedusa rimangono ancora da trasferire altre 2 salme. La prefettura di Agrigento è alla ricerca di posti liberi nei cimiteri per procedere alla tumulazione. E dopo 4 giorni sono state sospese le ricerche di un barcone in legno diretto a Lampedusa e scomparso in mare a causa delle cattive condizioni meteo-marine dei giorni scorsi. A bordo almeno 40 persone, si teme il naufragio, potrebbero essere tutti morti. Esplode la fogna ed esplode la rabbia dei residenti di via Paolo Orsi che da mesi convivono con una perenne emergenza sanitaria. Eppure siamo a Catania, Annesima, un quartiere probabilmente di serie B rispetto ad altre zone dove i cittadini sono costretti ad affrontare 1000 difficoltà. La prima, non appena si mette piede fuori dal portone di casa. Liquami a cielo aperto che fuoriescono dai condomini delle case popolari e che, ben alimentati, arrivano sulla strada prendendo tante direzioni e rendendo l'aria irrespirabile. Gli stivali ce li ho, mi manca solamente la mascherina perché dalla puzza non si può camminare. Non potremmo nemmeno stendere perché la puzza si muove. Signora, da quanto tempo è questa vicenda? Più di un anno. Per più di un anno che siamo così. Esasperati i cittadini che sollecitano interventi che tardano ad arrivare. Questa signora che percorre il marciapiede non si accorge dei liquami, non abita qui, ma non si sorprende più di tanto. Poi abita a Bisterbianco e c'è pure, per la discarica. In linea d'aria il centro storico di Catania non è poi così distante, eppure sembra un altro mondo, il terzo. In piccole gabbie, senza luce, senza cibo, tra gli escrementi ed in evidente stato di ipotermia, un canile lager è stato scoperto dalla polizia a Niscemi nell'ambito di un'attività di contrasto alle corse e ai combattimenti clandestini. Il proprietario del locale è stato denunciato per maltrattamento di animali. L'uomo aveva negato ogni suo coinvolgimento, ma le chiavi della stalla sono state trovate nella sua auto. La polizia ha trovato 3 meticci, 2 di grosse dimensioni ed 1 di piccola taglia, legati ad una catena che non garantiva spostamenti se non di qualche metro. Altri 9 cani, probabilmente allevati per la caccia, erano chiusi a chiave in un box abusivo. Questi ultimi erano in ipotermia e malnutriti, secondo quella che la polizia descrive come una tecnica utilizzata nel periodo di caccia per aumentare il rendimento per la ricerca delle prede. I cani sono stati liberati, sfamati e trasferiti al commissariato di Niscemi da una ditta specializzata in recupero di animali. I veterinari si prenderanno cura di loro, provando ad evitare conseguenze permanenti per la salute alla luce dei maltrattamenti subiti. I cani sono stati successivamente affidati alle cure di un centro specializzato convenzionato con il comune di Niscemi.
Il suo gatto lo ha messo in bella mostra su Facebook. Loredana Cannata, attrice siciliana, ama gli animali e lo dimostra anche così. Sono delle creature, degli esseri senzienti, sensibili, intelligenti, coscienti e provano amore, dolore, terrore e quindi vanno trattati con rispetto e con amore. E io uso tutti i mezzi possibili per cercare di diffondere questa idea di amore e rispetto. Le notizie degli ultimi giorni hanno sconvolto lei come tutta la società. Da Aaron, pitbull bruciato vivo a Palermo, al cane impiccato a Rosolini. Morti atroci per esseri considerati da sempre amici dell'uomo. Ma ce ne sono stati molti altri che hanno riguardato cani e gatti. Io non penso che stia aumentando la violenza nei confronti degli animali, anzi penso che stia aumentando la sensibilità verso di loro, perché di storie così è sempre stato pieno il mondo. Però prima non ci si indignava così per la morte cruenta di un cane o di un gatto. Penso che gli animalisti, lottando per i diritti e le libertà degli animali, abbiano cambiato le coscienze, le persone. Chi uccide un animale rischia fino a 2 anni di carcere. Troppo poco. Per gli animalisti lo Stato dovrebbe fare di più, inasprendo le pene. E poi bisogna cambiare anche la definizione che si dà degli animali nel nostro codice civile, dove sono ancora definiti cose mobili, con tutte le ripercussioni che questo ha a livello giuridico. Pochi ingredienti semplici ma messi insieme creano una meraviglia che dal 2017 è patrimonio UNESCO perché rappresenta l'Italia nel mondo. Oggi è la giornata mondiale della pizza, il cibo più amato da grandi e piccini e anche quello più consumato. Secondo i dati Coldiretti, in Italia si sfornano 2,7 miliardi di pizze all'anno, anche se sono gli Stati Uniti il paese in cui se ne mangia di più. In America mangiano tanta pizza, la famosa pepperoni pizza, la pizza col salame, però c'è molta voglia di Italia. Non si conosce la sua esatta data di nascita, ma i natali della pizza risalgono al 1800. Si racconta che i colori della pizza margherita, il rosso del pomodoro, il bianco della mozzarella e il verde del basilico, siano un omaggio all'Italia e in particolar modo alla regina Margherita di Savoia. La pizza più richiesta rimane sempre la margherita. Si parla tanto di pizza contemporanea, di pizza moderna, di pizza evolutiva, ma penso che la tradizione vinca sempre. La miglior ricetta del futuro è sempre la tradizione e per questo motivo la pizza la fa da padrone sia in Italia che nel mondo in generale. Una celebrazione di gusto e tradizione. Ingredienti elementari: la farina, l'acqua, il lievito, il sale e l'olio. Poi ognuno di noi ha un impasto ovviamente personalizzato, si può usare dalla patata al bicarbonato, tantissime altre cose, allo zucchero. Non è una coincidenza che le celebrazioni coincidano con il giorno in cui si festeggia Sant'Antonio Abate, patrono del fuoco e quindi dei forni. Catania ha scatenato sul mercato. Nel giro di un paio d'ore la società rossazzurra ha messo a segno 2 colpi da categoria superiore che rilanciano in maniera pesante le ambizioni etnee già in questa stagione. Nel primo pomeriggio, come testimoniano le immagini concesse dalla casa di C, Stefano Sturaro è arrivato all'aeroporto di Fontanarossa accolto da Ciccio Lodi. Il centrocampista ex Juve Genoa si è liberato dai turchi del Karagümrük, dove aveva iniziato la stagione, ed è quindi pronto ad indossare la maglia rossazzurra. Lucarelli dovrà verificare le sue condizioni fisiche perché Sturaro nella Superliga turca ha saltato le ultime gare per un acciacco. Ecco perché il suo esordio già nella trasferta di Picerno è tutto da valutare. In mattinata era arrivata l'ufficializzazione di Salvatore Monaco, difensore classe 92, figlio di Gennaro, indimenticato leader della difesa etnea ad inizio anni 2000 con 2 promozioni conquistate. In quel periodo Salvatore Monaco ha giocato proprio con le giovanili del Catania, arriva a titolo definitivo dal Potenza e si lega al club sino a giugno 2025, dopo che il suo ritorno ai piedi dell'Etna è sfumato diverse volte negli anni scorsi, soprattutto quando vestiva la maglia del Perugia. Sul mercato però il Catania non ha concluso le sue mosse, sta discutendo con la Lucchese per Gucer e all'accordo anche per Teio. In uscita a breve invece ci sono Ladinetti, Livieri, Mazzotta e Marsura.